Bentornati alla cucina di Wigwam. Questa sera vi voglio presentare un piatto che simboleggia un rapporto di collaborazione che sta nascendo tra le comunità Wigwam italiane e le due nuove del Camerun. Per questo ho chiesto alla mia amica Diana, che fa parte della comunità Wigwam di Yaoundé, di aiutarmi a preparare una ricetta tipica della loro terra che abbineremo con una birra eminentemente padovana. Il progetto consiste nell'inizio di un'attività di interscambio tra le comunità Wigwam italiane e le comunità del Camerun. Scambio sicuramente culturale ma anche commerciale, perché riteniamo che la sostenibilità vada accompagnata anche da un'economia che gli possa dare gambe. Questa sera andiamo a preparare un piatto tipico del nostro paese. In francese si chiama le haricot, accompagné des plantains frits. Fagioli accompagnato del banane plantain, facciamo friggere. Allora questo piatto si può dire che è un piatto unico, perché fagiolini è già proteine, plantain sono già carboidrati, e dopo nel sugo di fagiolini mettiamo anche carote, per dire un piatto proprio unico. Lo mangiamo ogni giorno, dipende da come vuoi tu, non è un piatto, si può mangiare pomeriggio, si può mangiare la sera, si mangia quando vuoi, è un piatto proprio a tutte le feste, per dire, anche alle feste troviamo questo piatto. Ci servono il platano, i fagioli, che sono i due ingredienti base, poi il pomodoro, anzi la passata di pomodoro, la cipolla, l'aglio, il prezzemolo e la carota tritata. La nostra amica Diana sta già friggendo il platano tagliato a fette, come si fa con le patate, che poi dopo verrà combinato insieme ai fagioli ripassati in padella con la cipolla, l'aglio, la carota e il pomodoro. Ed ecco il nostro platano impiattato, al quale ho deciso di abbinare una birra padovana di tipo classico Vienna. Una birra classica, morbida, che pulisce bene il palato, che sta perfettamente bene con questo piatto. La seconda proposta di oggi è un risotto alle vongole. Voi direte, vabbè, ma che novità è? La novità non è tanto nella ricetta quanto invece negli ingredienti, perché sono ingredienti che appartengono a due comunità dell'Alto Adriatico, il riso della comunità del Delta del Po, ed è un IGP, e le vongole sono pescate dai pescatori di Chioggia, e sono le vongole, quelle piccoline dell'Alto Adriatico, della varietà gallina. La vongola di mare è un prodotto di pesca, non di allevamento, e viene raccolto su tutto il litorale veneto. Si comincia da Tagliamento fino al Po di La Maestra. È un prodotto che vive dai 600 metri dalla costa e viene effettuata la pesca fino a 1,5 km, quindi sui 1500-1800 metri. Vive in una profondità di 3,5 metri dagli 8-10 metri, quindi è una fascia lunga tutto il litorale veneto. Viene pescato con i pescherecci con la draga idraulica, e l'importante è capire che è un prodotto locale chilometro zero. Le vongole vanno lasciate spurgare un paio d'ore nell'acqua, facendo attenzione che non sia acqua che abbia molto cloro, anzi che è meglio che non ne abbia neanche un po', con un pugno di sale grosso. Poi vanno messe in una pentola con alcuni aromi, cipolla, aglio e anche un po' di carota. Vanno cotte lentamente per una mezz'oretta, grosso modo, ma poco, piano piano, in modo tale che si aprano tutte. Quando si sono aperte tutte, si puliscono, si separano dal guscio e dalla conchiglia, e quello che rimane lo si tiene per fare il risotto. A questo punto, un attimo, torno indietro, bisogna tenere l'acqua di cottura delle vongole, che la adopereremo poi dopo per il risotto. Per il risotto prepareremo il solito battuto fondo con un goccino di olio extravergine di oliva, un po' di cipolla, un po' d'aglio
e facciamo tostare il riso, lo sfumiamo con del vino bianco secco e dopodiché mandiamo avanti la cottura del riso, non mettiamo le vongole all'inizio perché altrimenti rischiamo che diventino gommose. Le aggiungiamo invece verso la fine. Fate conto quando il riso sarà, come dire, cotto al dente, ecco. A quel punto aggiungiamo le vongole, mettiamo un pugnetto di prezzemolo tritato e il piatto è pronto. Ed ecco impiattato il nostro risotto alle vongole che ho abbinato con un banzone bianco dei Colli Euganei e mi dispiace che in televisione non possano sentirsi i profumi perché da questo piatto sta esplodendo il mare.